Ma che suo testamento l'ha fatto? Ah sì! Oh, loco! Emilia! Ehi! Maurice, la cosa più ragionevole e io faccio un mazziato, lo faccio! Ecco perché sa da leggere il giornale. Ecco qua! Oggi risaluto! E qual è la cosa più ragionevole? È semplice, ah sì! Chist a da morire! Bravo, bravo, bravo! Dai, Gerardo, guarda. Bravo! Fai pure! Ma quale fes? Bravo. Quale fes? Tu sei il genio dell'essere umano. Ehi! A chi chiama? Oh, manicomi! Guarda, tu Non c'è bisogno! Ah sì, senta a me! Voglio un treno o un aeroplano? Combattimento nuovo, no? No, voglio un treno o un aeroplano! Non c'è capace da merce di toccare! Wei, non ti scordai che ti due soldatelli, così non impazzi, Aspettate. Ma perché vaccino a quello ci vuole forza aeronava? Ci vorrebbe una cosa sola, una che partirebbe e abbiasse un incidente mortale. Ah sì? bravo. E abbiasse da tu che vengi a piedi. Così, per fintaria, un viaggio di affari. Facci tu parla! Bravo. Senti, voi partite e mi portate a me a presa. È incredibile. La partita. No, che mi porta a te a piedi. E allora fate voi stessi un bello telegramma. Bravo. Sono morto nell'incidente pasquale. Tanti saluti da San Pietro e venitemi a trovare. E lo vedete, ci vuole che ho preso. Insomma, che ho fatto telegrammi? Senti, Pasquale, morto e stramorto in un incidente ferroviario. Bravo. Stop. È bravo. E che ci hanno fatto complice una capossazione. E perché? E per forza, per fare un disastro, no? Ma voi non li leggete i giornali? I qualcuno vanno a leggere per sapere la notizia, non la trovano e dicono è stato che lo scemo Michele Capazziato. E va bene, hai scritto il treno perché hai scritto così. Vabbè, può essere pure una macchina, no? Sì, bravo. amici in do burrone. Bravo. Il do burrone. Ehi. Ma quale burrone è burrone? È il cadavere. Il cadavere come facite? Come facite? Uomer! E chi c'ora un cadavere, mo? Zitto! Ce l'affittiamo all'obitorio. Bravo, Faccio bravo. la meno. Bravo. Sentite questa che è bella. Dici. Il cadavere è sparito nel roca a pizzare. Bravo. Ma che bravo, che bravo e bravo! Perché? Ma si sa però che in questi incidenti qualcosa si trova sempre, un rito, un orecchio, un osso, e che miseria! No. Non c'è sta niente da fare! È indistruttibile! Hai vinto! Omar, bravo! Bravo, Omar, Questo hai ci vuole! Sentite! Voi precipiziate la macchina nel mare. Bravo. Io colpo non si è trovato più. Bravo. Se l'ha presa la corrente. No, Michele! Se l'hanno mangiato i pesci malvagi! Mi piace. Sapano! Andiamo! Non può essere! Sapona, ma voi non volete pure proprio, allora? Ossequio, signora. Mi permette? Filippo I. Filippo primo. Ma pare un nome in un re. Signora, le dico subito che io vengo in questa casa perché la corte, l'eterna corte, mi ha stancato. La che? La corte. Signora, sappia che io sto soffrendo molto per fare una regina. Ma chi è? Però non ci stanno questi re spugliati che vanno fiemme. Diate voi, Chiedo scusa, permettete una parola? Saponaro. No, Augusto Ferrivecchi, un amico di famiglia. E mio nipote Mike. Parlate. Giusto per dire una parola, vero? Filippo I di... Volete sapere i miei genitori? Certo. È giusto. È giusto. Ma purtroppo non potranno venire perché sono morti. Sono morti tutti e due. Come mi dispiace, mamma Signora, mia. io sono Filippo I. Sì. Fu Luigi I e fu Maria Antonietta di Francia. Ma fosse pazzo, chi? Purtroppo sono solo. Sì. Non ho altri parenti che i miei cugini. Sì. Enrico II e Enrico III. Ah. Perché Enrico I, salute a voi, è morto. Pure a lui. E condoglianze pure. È successo tanto tempo fa. La storia è lunga. È lunga la storia. Ma a proposito, voi ci dovete scusare, perché noi di storia, la storia non è che la conosciamo tanto bene. Certo, Noi siamo certo, gente piccola, poi specialmente chi storito. Non sapeva proprio niente di storia, quindi ci dovete scusare se vi facciamo qualche domanda. Ma figuratevi. Giusto per dire, voi che mestiere fate?
Mestiere. Ma che domande fate? Scusate, ma è una domanda da fare questi, Signora, io sono il re. Calma, non mi mettete in agitazione per me. No, figurate! Voi siete il re Filippo I! Scusate! Luigi. Grazie. Prego. Grazie. Ero stanco, sì. Perché per farmi 2 passi sono venuto a piedi da Palazzo Reale fino a casa. Perché credo che voi abitate là, vero? No. No. È una visita. Io abito a Cicciano. Sì, veramente, a Cicciano! Ma pare che la capitale di Stoccolma! Credetemi, sto in esilio. Stai in esilio? Ma purtroppo con questi fitti bloccati, che casa non si trovano. A proposito, ma non è che tenete una raccomandazione per una casa del risanamento? Del risanamento? Scusate, ma che state dicendo? Scusate, giusto per... Giusto per... Ma voi, il re di quale nazione eravate? Io? E se scherzate, scherzate pure, non mi offendo. E se è bello, io poi ero re della nazione e stiamo in classe. Gesù, scusate! Ero re della nazione estrema. Scusate, ma che re è questo? Scusate, ma questi che scherzi di cacchio sono? Voi dicete, io sono Filippo I. Gesù, è così mi chiama. Filippo di nome e primo di cognome. Fu Luigi. E papà si chiamava Luigi, pulitamente. Mentre mamma faceva la casetta. Maria Antonietta di nome e di Francia di cognome. Scusate, vai per comando, mi ricopri il secondo. I miei cugini portavano tutti e 3 un numero non e per distinguerli ricevevamo primo, secondo e terzo. Ma verità ragai, mi Facci da piace. quello cagnassi con numero A. Voi a così imbriacateci per la gente. Questa è bella. Scusate, la signora come ha detto che vi chiamate voi? Augusto. Mica facciate per l'imperatore romano, scusate. Ma perché? Io ho detto che sono parenti a Giulio Cesare e a Cleopatra. Ma vedo signore che poi mannato. Il signor Filippo I chiede la mano di Sisina. Sono innamorato pazzo. Sapete il voto per farla affacciare che faceva? Ma che caccavello fuori da razza nostra, ma no! Non solo! E gli va da signora a fianco e appicciava la televisione a tutto volume. Guarda la mia! Guarda la mia, la c'ha sul piano! Guarda la mia! E balcone! E sa sotto! E sa Quello è l'amore. Bravo. Hai capito? Sai perché? Quelli volevano fare come Romeo e Giulietta. Bravo. Volevano fare come Romeo e Giulietta! Sì. Brava! Però, attenzione! Quello Romeo stava sotto e Giulietta stava sopra. Aspetta! Ma allora tu volevi fare la femmina e essa voleva farlo. Zuzzu! Michelino! Un po' di pazienza. Mike! Vabbè, permettete? Venga! Sta arrivando, ecco, sta venendo. Michelino, eccolo qua! Eccomi, commendatore! Bravo, Michelino, Michelino. Come sta? Maghi? Lei come sta? Benissimo, Bravo, benissimo! bravo. Signora? A lei si fa desiderare. Basta. Sai già fa? Basta, ma nella Sì, Basta, signora, mi dovete perdonare se ho un pochettino la mano bagnata, un po', come un po'? brignata d'acqua, Mamma mia. ma quella stavo facendo il caffè. Sì. Il caffè lo fa lei? No, è un hobby che ha mio nipote nel fare il caffè, Sì, commendatore. quando sì. deve venire bene, molti vicini ai fornire. Bravo. Ma come la capisco? Sì, So anche io di queste fantasie. Sì. Vuol sapere io cosa faccio? Come no? Questi facchini, ma quando la smettono i facchini? Quando la smettono? Signora, forse siamo noi che abbiamo sbagliato il momento. No. Signora, io sono mortificato. No. Io sono mortificato. che sei tu? Michelino! zia, Vai a vedere tu sì. cosa fanno questi facchini! Vado Vai, io, vai! vado io e li sputo in faccia.
è un originale,